Eccolo qua, finalmente lo abbiamo trovato. Ovviamente recintato per questione di sicurezza. Vediamo qua. Ecco il posto C. Rimane abbastanza nascosto, ma è comunque molto bello. Queste strutture sono durate non secoli ma millenni addirittura. Pensate come le facevano bene, come le costruivano bene, con principi semplici di architettura, senza tante storie. Eccolo qua, poi faremo una ripresa anche dall'alto. Acqua anche abbastanza pulita, fantastico, fantastico. Non è detto anche che si possa trovare qualche vecchio utensile o qualche strumento dell'epoca scavando, anche ovviamente sono zone archeologiche protette queste, però sicuramente qualcosina qua si trova, anche dei romani, Vediamo questo foro qua, non ho capito se manca se l'hanno fatta apposta questo. Sì, qua è un foro secondo me fatto apposta questo, non hanno tolto. Qui le cose le facevano bene, ogni cosa ha un senso. Era una società diversa dalla nostra, più semplice, anche più arcaica, più io la chiamerei selvatica, però sicuramente questo aspetto era molto interessante comunque da non sottovalutare, perché noi pensiamo che con la tecnologia, con l'avanzamento tecnologico sia più bello, più evoluto vivere. In realtà non è proprio così, è l'avanzamento spirituale. Una volta c'era rispetto del sacro, oggi non c'è più questo rispetto. La tecnologia non ha alcun valore se uno non ha rispetto del sacro, non ha rispetto della natura e degli dei della natura, per chi ci crede o meno, chiamateli dei, chiamateli come volete. Sicuramente un significato che va al di là dell'aspetto antropomorfico e dell'aspetto totemico, così come le religioni sono insite nell'animo umano, nel cuore umano e nelle aspirazioni più alte dell'uomo, anche l'esistenza di un piano divino e di diversi piani nell'aldilà trasmissibile attraverso la materia è sempre qualcosa che insegue l'uomo e l'uomo insegue questi piani alti trasferendoli nella materia. Quindi bisogna capire bene questo passaggio, questo aspetto antropologico, questa dicotomia che insegue la storia umana e si ripropone tipo un déjà vu, ma con aspetti un po' diversi, insomma, dinamiche un po' diverse a seconda dell'epoca. Oggi stiamo accelerando verso l'epoca tecnologica, verso la
la massificazione globalista delle culture, la meccanicizzazione, la robotizzazione degli esseri umani e quindi la inevitabile perdita dei valori sacri, dei valori del passato, dei valori dell'antichità, dei valori saldi nei confronti della divinità, del rispetto della natura, del rispetto delle forze atmosferiche e di ciò che è ineluttabile nell'uomo. Andiamo un attimo a vedere sopra com'è, farò un paio di foto e poi andrò via. Pensate che l'altra volta mi ero fermato a meno di 100, forse saranno dico 50 metri, ma 80 metri da qui. Mi sono fermato, se avessi girato a sinistra avrei trovato il pozzo C, ma era quasi buio, quindi sono dovuto scappare perché non potevo riflettere lì. Anche 10 minuti in più o meno sarebbero risultati decisivi. Io non ho capito come mai questo pozzo è stato distaccato dagli altri due. Ci sarà un motivo, sicuramente qui c'è qualcos'altro da scoprire. Adesso finora hanno trovato solo 3 pozzi, ma chissà che non ci sia qualcos'altro nascosto. Vedete qua. Questo forse è anche più bello, è anche più integro rispetto agli altri due come pozzo. Diciamo che il pozzo B è quello forse più pittoresco. Ovviamente qui hanno messo una rete per questione di sicurezza, vedete? Cerchiamo di abbassarlo un attimo. Io sono convinto che in questa zona ci sia qualcos'altro, perché non è possibile ci siano solo questi 3 pozzi e basta. Secondo me qualcos'altro da scoprire, magari qualche altro insediamento che è nascosto, forse crollato. Vedete qua, bene. Da Scifera Arabs è tutto, vi auguro buona serata, buon proseguimento e alle prossime escursioni. Un caro saluto.